Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornata la nostra Tiziana Bonazza della Chiesa di Scientology di Padova, grazie di essere qui con noi e apriamo un altro capitolo per capire sulla conoscenza della Chiesa di Scientology. Abbiamo fatto, riassunto delle puntate precedenti, diversi passi, Dianetics, poi Scientology, adesso andiamo ancora più in là. Scientology, come ci ha spiegato Tiziana Bonazza nelle scorse puntate, è qualcosa che, tra virgolette, si usa, non qualcosa in cui si deve credere come un credo di una religione ordinaria, qualcosa che si usa che però può cambiarci in modo importante la nostra esistenza, in senso positivo naturalmente. L'uomo è un essere estremamente complesso, è fatto di spirito, di anima e poi di fisicità e di corpo e ci sono tante interferenze del mondo esterno che vanno a disturbare questa sua complessità e tante volte si creano delle discronie, delle situazioni di disagio anche molto profondo che mettono in discussione tutti i principi sui quali una persona ha creato e fatto andare avanti la propria vita. Come risistemare questa strada, come prendere la via migliore, che aiuto ci può essere dato? Con determinati principi, schemi anche logici ben precisi e profondi, fondati tra l'altro su religioni di carattere universale, su studi molto approfonditi, abbiamo visto che Scientology dà veramente un aiuto in questo senso. Ma ovviamente io non sono l'esperta, quindi è con Tiziana Bonazza che mi correggerà perché posso aver anche sbagliato, ma cerco di semplicizzare tutti i discorsi che sono anche molto complessi, però attirano l'attenzione dei nostri telespettatori, la curiosità se non altro, questa è già una cosa molto importante. Vediamo di fare un passo più in là, quindi capire bene che cosa può dare alla nostra vita in più, può arricchire la nostra esistenza oppure cambiarla, perché a quanti non va bene come vanno le cose, Scientology. Beh, sicuramente siamo in un mondo dove le difficoltà le vediamo ovunque. Ovunque, le vive chiunque personalmente tutti i giorni, può succedere che sia così, che poi che siano problemi di lavoro, che sia problemi di famiglia, che siano problemi di convivenza con altri, ci sono tantissimi aspetti dell'esistenza a cui Scientology è riuscita a dare delle risposte. Il punto è questo: Ron Hubbard, studiando per tantissimo tempo appunto l'uomo, le componenti dell'uomo e lo spirito, ha dato delle risposte, ha trovato delle risposte molto pratiche che una persona, una volta conosciute effettivamente e applicate alla propria vita, può avere dei risultati, può cambiare le situazioni che lo circondano. Ovviamente si parte dalla persona stessa, cioè qui parliamo dell'individuo che deve dedicarsi o che vuole migliorare qualche aspetto della propria esistenza, o qualche aspetto spirituale, qualche difficoltà che ha, per cui con gli strumenti di Scientology assolutamente può dedicarsi a risolvere determinate problematiche. Perfetto, entriamo un po' nella Chiesa di Scientology, quindi vediamo un po' come funziona. Questa è l'altra curiosità, tra l'altro ne ho parlato con alcune persone che hanno seguito le nostre puntate e proprio mi hanno chiesto ma cosa c'è dentro, come si svolge, quindi vediamo di aprire le porte. Sicuramente incuriosisce, sono centri pieni di vita, questa è la verità. Aprono, tra l'altro, tutte le chiese sono aperte dalla mattina alla sera tutti i giorni della settimana. Perché? Perché ci sono diverse attività che possono essere svolte. Una delle principali per le persone che vogliono appunto conoscere che cos'è Scientology è il centro informativo del pubblico, che è un centro multimediale, una mostra fatta con più di 500 video e pannelli informativi che praticamente una persona può visualizzare tranquillamente percorrendo appunto la mostra, soffermandosi quanto vuole, dove vuole, per approfondire di più quelli che possono essere i principi di Scientology, il retaggio, gli studi di Ron Hubbard, che è il suo fondatore, e le varie attività e applicazioni di Scientology alla vita, comprese le attività sociali. Ecco, qua chiedo, interrompo un attimo, stiamo vedendo delle immagini di quella che è l'attività di una chiesa di Scientology, perché uno magari quando sente la parola chiesa si immagina la chiesa classica con i banchi dove si va a pregare, così. Questo invece è un concetto completamente diverso.
Si paga per entrare? Questo mi hanno chiesto. Ma diciamo che una persona, come dicevo prima, può tranquillamente entrare, visualizzare senza tutto essere ciò che vuole. iscritto a niente? Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, ci sono molti servizi proprio che vengono dedicati alla comunità e tra l'altro volevo invitare chiunque lo desiderasse il giorno 16 marzo, 19 e 20, che sarebbe un mercoledì 16, sabato e domenica, a una conferenza e dimostrazione gratuita su Dianetics, per esempio alle 3:30 del pomeriggio. Quindi alle 15:30 presso la sede di Padova, sì, è corretto? Sì. Che quindi è nella zona della circonvallazione del plebiscito, per intendersi. Sì. Mercoledì 16 marzo, sabato e domenica 19 e 20, ore 15:30. Esatto. Perfetto. Questa è una delle attività appunto a cui le persone possono partecipare, gratuitamente tra l'altro, lo premetto. C'è la visualizzazione di alcuni filmati che sono proiettati e che possono, anche il Dianetics stesso ha un supporto video che può essere visualizzato alla chiesa tranquillamente. Anziché, non so, si può anche acquistare il DVD volendo, però noi non è che chiediamo a una persona per forza di comprare il DVD, può tranquillamente venire e assistere e vedere questi vari filmati, sia su Dianetics, che quindi si occupa dell'aspetto della mente, ciò che la mente fa al corpo, diciamo, ed è dalle risposte in merito a insicurezze, a ciò che una persona può provare veramente nella vita come difficoltà. E poi ci sono i vari filmati che hanno a che fare con Scientology, che quindi si dedica di più agli aspetti della vita, agli aspetti spirituali. Perfetto. Ci sono dei test che le persone possono anche fare, no? Sì. Provare se stessi, vedere dove ci sono delle problematiche, insomma. Sì, diciamo che i test, che sono sempre gratuiti tra l'altro, danno la possibilità alla persona di scoprire meglio se stessa, quindi a volte può scoprire anche delle qualità che aveva o che ha, di cui magari non è consapevole. Come trovare anche, trovare dei punti che può migliorare nella vita. E quindi puntare l'attenzione focalizzarsi su questi aspetti in modo più preciso. Sì, perché dopo può essere che si prende un libro che è il più adatto appunto a comprendere i fondamenti che potrà usare poi nella vita per migliorare alcuni aspetti, oppure semplicemente potrà elevarsi ulteriormente, perché sicuramente ogni persona ha già molte cose che vanno molto bene nella vita, però a volte non ne ha la consapevolezza. Brava. A volte magari hai un problema che è molto potente per la persona, no? Veramente che la disturba, e per cui ha la tensione che tutto va male, che lei è sbagliata, si sente che non riesce a far andare le cose, che nessuno la può capire, che tutti la criticano per quello che lei fa. Ci sono situazioni, oppure dice non mi piace essere con la testa tra le nuvole, mi piace essere ben piantato a terra, tutti gli altri magari mi dicono di far così, no? Sono sensazioni, pensieri, atteggiamenti che uno ha nella vita. E che invece bisogna focalizzare per riuscire a fare una risorsa invece che un aspetto di manchevolezza. Esatto. Formazione e auditing sono strettamente correlate, perché l'ascolto è molto importante, ce l'aveva detto fin dall'inizio, vero? Sì, perché praticamente è la pratica religiosa di Scientology. Diciamo che l'ascolto, detto auditing, che significa appunto ascoltare, viene fatto da parte di un ministro di Scientology che aiuterà la persona semplicemente a individuare veramente le aree di difficoltà. Ovviamente c'è tutta la tecnologia specifica che viene usata, e a risolverle, affrontarle e risolverle. Quindi una specie di seduta psicologica, qualcosa del genere, per semplicizzare? Sì, non è proprio così, in quanto la persona non viene analizzata. Bensì l'auditor anzi ha semplicemente il compito di porre delle domande alla persona e di stimolare le risposte di consapevolezza. Esattamente, e la tecnologia è talmente specifica e precisa che la persona riuscirà a individuare esattamente il punto che le causa la difficoltà, lo affronterà, cioè vedrà con la metodologia ovviamente come va affrontato, e semplicemente vedendo tutto quello che è l'episodio, quello che può essere successo realmente, andrà a risolvere quella difficoltà.
senza mettere in discussione tutta la propria vita, perché questa è l'altra grande paura che pervade molti, cioè di scombussolare i propri pilastri fondanti. Esattamente, quindi non vai ad intaccare assolutamente quelle che sono né il credo né tutte le cose che la persona ha di positivo, perché altrimenti saremmo distrutti. Insomma, se tutti avessero, appunto come dicevo prima, tutto che va male, sarebbe un disastro. Si può però migliorare. Ci sono dei riti, ci sono delle cerimonie, dal momento in cui si chiama chiesa, c'è una cappella, c'è qualche cosa che richiama? Sì, c'è una bella cappella anche a Padova, tra l'altro ospita più di 100 persone. E su cosa viene fatto? Beh, ci sono i sermoni domenicali, ci sono come in ogni altra religione, il battesimo, matrimonio, funerali e così via. E ci sono, ovviamente questa sala viene usata anche per attività per la comunità, attività di volontariato, open house, incontri interreligiosi, conferenze appunto che siano di carattere informativo. Viene usata tantissimo, ecco, nella comunità, quindi per noi è un punto importante. Allora, c'è questo aspetto, questi sono aspetti fondanti, ma l'aiuto alla società da parte di Scientology a questo punto come viene dato? In quali ambiti si esplica? C'è una sezione proprio che si occupa di diverse campagne sociali. Quindi fate campagne sociali? Assolutamente sì, perché il mondo appunto non è che sia un luogo facile da vivere, in cui vivere. Infatti, ma sostanzialmente avete degli aspetti, puntato l'attenzione su alcuni aspetti della società che secondo voi sono estremamente vulnerabili e difficili da risolvere? Tra le tante problematiche, perché poi ne emergono, a seconda poi dei periodi storici ne emergono tante altre. Beh, diciamo che tante disgrazie o difficoltà, criminalità, cioè a cui assistiamo giornalmente, possono essere sicuramente riconducibili a tantissimo uso di droga, all'ignoranza, nel senso proprio nella difficoltà. Mancanza di conoscenza di tanti ambiti. Esatto, cioè, in quel senso. Luoghi comuni. Esattamente, e anche il declino dei valori morali. Allora, prima di toccare questi aspetti, perché poi andiamo magari ad approfondirli singolarmente, vediamo insieme un contributo che ci aiuta a capire come sostanzialmente viene dato un aiuto. Quindi vediamo il primo passo. Che si tratti di prevenzione o recupero dalla droga, riforma della criminalità, attivismo per i diritti umani o il tessere di un tessuto morale, forse avrete sentito parlare di alcuni di questi gruppi. E sebbene siano tutti completamente indipendenti, cosa hanno in comune? Questo gruppo. Sono tutti stati fondati, formati o altrimenti sostenuti da Scientologist. Ma guardando più da vicino vedrete cristiani, musulmani, ebrei, induisti, buddisti, sikh e quelli senza un'appartenenza religiosa. A dire il vero, più del 60% di coloro che operano attivamente in questi gruppi provengono da altre fedi. Perché? Ognuno di questi gruppi umanitari è non confessionale, non a scopo di lucro e non discriminatorio. Cooperano con migliaia di scuole, governi, aziende, forze dell'ordine ed altri in 150 paesi. L'intento che esorta tutti questi gruppi non è che quello di aiutare. L'anno scorso i loro membri hanno offerto più di 4,8 milioni di ore di volontariato alle proprie comunità, insegnando ai bambini, riabilitando detenuti, tenendo conferenze d'educazione contro la droga, promuovendo i diritti umani e così via. Nel mondo sono riconosciuti come alcune delle organizzazioni più eminenti nell'ambito dei loro rispettivi settori. Perché? La risposta sta nelle cifre.
prescindere dalla religione, dal background o dal ceto sociale, chi si adopera per il bene del prossimo si adopera a favore di una causa vecchia di migliaia di anni. Benevolenza non è soltanto un ideale religioso, è un ideale umano. È con orgoglio che la Chiesa di Scientology appoggia gli individui altruisti che aiutano in presenza di avversità, che danno in momenti di tensione economica, che osano credere che, per quanto disperata, debole o perduta, esiste ancora un barlume di speranza. Ecco, nel nostro territorio ci sono dei programmi di aiuto alla società in questi ambiti che per voi sono principali, oltre a quelli a livello mondiale che abbiamo visto sono tantissimi. Sì, noi ci occupiamo da quasi 30 anni di prevenzione alla droga. Che è uno dei vostri punti fondamentali. Sì, diciamo fondamentali perché il problema sussiste. Diciamo che c'è stata proprio la necessità, in quanto il fondatore appunto di Scientology ha scoperto determinati principi per cui le persone possono essere recuperate dalla droga e metodologie, tra l'altro senza far uso di altre sostanze o dipendenze di qualsiasi tipo. E ha scoperto anche appunto gli effetti che droghe, tossine, al di là delle droghe illegali, adesso parliamo proprio di tossine, medicinali, radiazioni, causano all'organismo. Di conseguenza anche gli Scientologist fanno un percorso per iniziare il miglioramento spirituale proprio di purificazione del corpo. È molto importante questo, per cui siamo perfettamente consapevoli di cosa significhi vivere diciamo, con un corpo sano ma non tanto per quanto riguarda il corpo, per quanto riguarda il fatto che pensi più lucidamente, perché queste sostanze comportano l'allontanamento della lucidità, cioè ti fanno perdere i riflessi, tanto che appunto una persona che fa uso di sostanze ovviamente sono i primi segnali, no, che trasmette o che fa vedere. Quindi quella è sempre stata una campagna per noi importantissima, anche perché purtroppo il degrado esiste, e c'è in una quantità superiore a quello che possiamo pensare. Questo è il fatto. Poi c'è un'attività sui diritti umani proprio per far conoscere la dichiarazione dell'ONU, la carta proprio costituzionale, quella che è la carta dei diritti umani, dei 30 diritti. Quindi il fondante, insomma. Esattamente. La consapevolezza di essere cittadini del mondo. Sì. Queste campagne hanno un punto in particolare che vogliono comunicare alle persone i principi base, appunto tipo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, è un documento scritto dall'ONU nel 1948, però bisogna farlo conoscere, perché se tu lo fai conoscere le persone sapranno e saranno consapevoli di quelli che sono i propri diritti e automaticamente di quelli che sono i propri doveri. Quindi questo è un percorso per creare un futuro di pace. E relativamente, abbiamo pochi minuti, poi abbiamo la pubblicità e abbiamo ancora tanto da raccontare, ai programmi educativi rivolti alla droga, perché giustamente è un problema che riguarda anche i giovani, tra l'altro, e non solo, perché è trasversale. Quali sono le iniziative principali che state facendo? Beh, abbiamo fatto tantissime, partiamo attualmente, ci sono appunto molti materiali educativi, c'è un kit per l'educatore, che quindi forniamo agli educatori. Abbiamo fatto una mostra, per esempio anche recentemente in un comune qui della provincia di Padova e anche a Padova l'estate scorsa, che fa proprio vedere quelli che possono essere diciamo i danni che le droghe possono causare a breve, medio e lungo termine. Diciamo la verità sulla droga. Ecco, allora dopo ne parliamo ancora, perché è molto importante, forse anche da parte di molti non c'è la consapevolezza che non è la droga ogni tanto, che tanti dicono non fa niente, la prendo una volta ogni X, io sento anche ragazzini che dicono tanto per uno spinello non mi cambia la vita, anche i miei genitori l'hanno fatto, eccetera, ma è proprio un alterare il proprio organismo e quindi anche le capacità di recepire, di reagire, insomma tante situazioni. Torniamo insieme a pochi secondi di pubblicità.